Dottor Paolo Ferrara, quali sono le ragioni politiche che l'hanno indotta a questa nuova scelta? Lei da segretario di Sicilia Futura passa ora, sposa l'idea autonomista. Ma si perpetua un percorso assolutamente coerente che ci ha sempre contraddistinto. Sicilia Futura e prima ancora Forza del Sud e Grande Sud, che ci ha visto i protagonisti, sposavano istanze assolutamente sicilianiste. Il movimento che fa capo all'onorevole Di Mauro fa le stesse medesime cose, si contrabbatte a una problematica che ormai l'Italia sta scontando, che è quella della Lega, che ha solo tolto il nome di Nord, ma sempre resta una Lega Nord perché è interessata alle istanze del nord ed è interessata al sud solo per attingere consenso. Noi riteniamo opportuno e doveroso fare questa scelta una volta che quel percorso, per quanto ci riguarda, insieme ai consiglieri Borsellino e Todaro, si è assolutamente arenato, continuare su questa scia cercando di dare il nostro contributo laddove possibile a una difesa delle istanze sicilianistiche e dei siciliani. Abbiamo anche come dire, riconosciuto nella persona dell'onorevole Di Mauro un soggetto politico che da tempo amministra la nostra regione, che ha una grande esperienza, ha grandi doti caratteriali, di capacità anche aggregative e che ha coperto sempre delle battaglie pragmatiche. Ecco, noi ci uniamo oggi all'onorevole Di Mauro per assecondare le sue istanze, per cercare laddove è possibile le nostre capacità di poterlo aiutare, perché siamo sicuri che si deve ritornare alla politica con la P maiuscola, quella politica fatta del contatto umano, del contatto tra la gente, dell'interlocuzione diretta, seppur anche a volte anche serrata, ma ci deve essere il contatto umano. Da questo punto di vista l'onorevole Di Mauro rappresenta l'Alfiere in provincia di Agrigento e quindi oggi siamo ben contenti di aderire insieme ai amici Borsellino, consigliere comunale e presidente della commissione ad Agrigento, e del consigliere Todaro a Porto Empedocle.